Amici di Sky Island Magazine, buongiorno dal secondo giorno di Itinerando Show, il multisalone del turismo in movimento, a cui partecipa anche Adalberto Buzzin di Cormons in provincia di Gorizia. È qui perché Adalberto? Perché vuole suggerirci anche delle mete alternative. Cosa ti porti nel cuore davvero della Siberia? Quali sono state le esperienze più significative o magari una che vuoi condividere con i nostri lettori? Beh, una che mi ricordo sempre e che racconto sempre è stata una notte, cioè anzi una mattina alle 3 del mattino ci siamo persi io e il mio amico Andrei, e siamo arrivati in un villaggio e c'erano 10-15 case, solamente una illuminata, abbiamo bussato, è uscita una babushka, nonna in russo, ha capito il volo la situazione e ci ha subito preparato il letto e la cena alle 3 di mattina. Il giorno dopo, che volevo ricompensare tutto quanto il disturbo, ha detto assolutamente no. Ecco, lì mi sono sentito molto emozionato, perché ho visto la completa sincerità e spontaneità dell'atteggiamento. Quindi Siberia non come terra ostile, ma come terra di disponibilità e di ospitalità. Ecco, a me piace soprattutto la Siberia perché è anche molto spigolosa, è molto dura, è molto metallica e anche maledettamente difficile per certe cose. E quindi per me tutto quanto questo mix negativo diventa positivo. Certo. Adesso spiegarlo in 2 o 3 minuti non è facile, però è così, ecco. Cioè, il sentimento è questo. Certo, allora quindi concludendo, che consiglio ti senti di dare a chi magari, anche ispirato dalle tue parole, vuole approcciare questo territorio per la prima volta? Beh, diciamo che dovrebbe avere prima un po' di esperienza di viaggi e dopo valutare bene un itinerario, perché la Russia è molto grande, soprattutto la Siberia è molto grande, e incominciare passo dopo passo anche per capire se lui apprezza queste cose, ecco. Cioè non fare una cosa di 10, 12, 13 mila chilometri, ma incominciare con un itinerario del tipo Mosca-Urali, che siamo a 1777 km da Mosca, per capire un po' come sono le strade, come la gente, come lui come si può comportare con un impatto completamente differente, tipo Africa o Asia, ecco. Certo. Che lì si va incontro alla gente e lì invece in Siberia puoi fare delle tratte di strade di 500-600 km che non incontri nessuno e hai solamente la strada o con la neve o con i campi e basta, quindi anche dal lato psicologico uno deve essere preparato. Certo, ecco. Quindi cominciare a piccole dosi e magari, perché no, prendere contatto anche con Adalberto che potrebbe darvi qualche utile consiglio. Quindi vi salutiamo da